Gente. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Grazie a te Natalia, buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna, lui è Alex Cereda e lei al telefono è Giovanna Scaglione, buongiorno a entrambi. Buongiorno a te, buongiorno a voi tutti. E grazie ancora per chiamarmi, che mi fate sempre un grandissimo piacere. No, è un onore nostro, mettiamo le cose in chiaro. Siete troppo gentili, grazie. Allora, spero settimana scorsa ci siamo fermati per omaggiare Andrea De Adamic. Oggi noi riprendiamo il racconto dell'immenso Franco Scaglione e io dirò solo una parola che per qualcuno è un personaggio dei fumetti, ma per noi sono in realtà tre eroine in metallo e ruote. BAT, berlinetta aerodinamica tecnica. Alex, a te. Sì. Allora, la punta di diamante, secondo me, una delle punte di diamante del design Franco Scaglione sono proprio le tre BAT, costruite su un telaio, se ben ricordo, della 1009. Sì. Esatto, furono fatte in anni diversi, 53, 55 e 57. No, scusami se ti correggo, sì. 53, 54 e 55. 55. È uno studio aerodinamico straordinario, perché vederle oggi sono attualissime, auto che con alcune modifiche hanno anche corso in America. Sì, la 7 ha corso, quella con le ali più chiuse. Con le ali più chiuse, che poi furono tagliate e ricostruite secondo i disegni originali. Sì, esatto. Io a questo punto darei la voce a Giovanna Scaglione per raccontare un po' la storia di queste BAT. Il successo è straordinario, oggi avrebbero un valore inestimabile, sono per fortuna ben custodite e si sono state riunite, visto che hanno avuto destini diversi per tanti anni. È vero, è vero. Allora, io quello che vi posso raccontare è perché è diciamo un fatto che ben pochi conoscono, ovvero sia le BAT sono nate non su ordinazione dell'Alfa Romeo, ma bensì dal pensiero di Nuccio Bertone, che era una persona eccezionale, e dall'idea di mio padre, ovvero sia avevano deciso di fare appunto delle auto che avessero una particolarità, ovvero sia un disegno aerodinamico molto, molto avanti, se consideriamo che la BAT 5 è uscita nel 1953, ci possiamo fare un'idea. Quindi, diciamo, Bertone commissionò all'Alfa Romeo i tre telai 1009, telai e tutto, insomma, tutta la parte tecnica. E Babbo poi ha incominciato a studiare come fare per creare questa sua idea di aerodinamicità applicata su un telaio, diciamo, abbastanza, tra virgolette, perdonatemi e correggetemi se mi sbaglio, abbastanza comune, perché una 1009, vabbè, era già abbastanza importante, però non aveva ancora quel che. E Bertone, devo dire che effettivamente ha subito capito che c'era del potenziale estremo, e quindi Babbo per prima ha disegnato la BAT 5,
che se guardate le fotografie è quella più scura, infatti Sì. ha un colore, un grigio scuro metallizzato, che è stata molto apprezzata quando l'hanno presentata al Salone di Torino, perché effettivamente aveva un che di strano, no? Di particolare, cioè era una macchina che sembrava che venisse dal futuro addirittura. E quindi subito hanno incominciato a parlarne i giornali, le cose. L'anno successivo Babbo studiò e applicò la Bus 7, che è quella, secondo me, perdonatemi, io sono figlia, quindi sono un po' di parte, comunque secondo me è la più bella, perché ha uno stile, poi quelle ali così strette, così. Dobbiamo considerare anche il fatto che quando hanno fatto le prove per il coefficiente di sono arrivati ad avere un 0,19 un record per l'epoca. nel 1954, dovuto proprio allo studio di come incanalare l'aria, ed è stata una cosa spettacolare, ha lasciato alle persone a bocca aperta. E poi è una macchina, scusa, dimmi Alessandro. No, scusa, continua Giovanni. Dicevo, è una macchina che al Salone ha ricevuto ancora di più l'apprezzamento delle persone che la guardavano proprio come se venisse da un altro pianeta. E voglio raccontarvi anche una cosa, che la Bus 7 è stata presentata al Salone di Ginevra. Uh-huh. Erano, come purtroppo accadeva a quei tempi, in ritardo, ovvero sia riuscire ad arrivare puntuali alla presentazione al Salone era quasi un'impresa storica, ma per tutte le auto, intendiamoci. Allora, siccome dovevano andare a Ginevra, non avevano il tempo di poter caricare la macchina sulla bisarca e portarla, perché sarebbero arrivati in ritardo. Allora Bertone disse a mio padre: Scaglione, ci proviamo? La portiamo via strada. Quindi sono saliti in macchina, dietro ovviamente avevano una macchina di supporto, perché se succede qualche cosa non rimaniamo piantati chissà dove, e quindi da Torino è arrivata a Ginevra tranquilla come una Pasqua. Incredibile. E il mio babbo mi raccontava che quando si fermavano a far benzina, la gente andava intorno a questa macchina a guardarla, restavano a bocca aperta, proprio a bocca aperta. E bellissimo. Ha avuto ho detto un riscontro così particolare, così stupefacente, perché a tutti piaceva in modo, come ti posso dire, cioè era quasi un sogno, quasi un qualcosa. Era veneristica per l'epoca, per oggi anche, per l'epoca era qualcosa che veniva dallo spazio, secondo me. Te considera appunto che siamo nel 1954, ti ho detto un coefficiente di 0,19. Io adesso non sono molto pratica delle macchine moderne, ma mi sembra che quelle che sono in circolazione al giorno d'oggi, ma più o meno siano uno 0,25, uno 0,22. Cioè, anche più. A quei tempi, e che una cosa, guarda, incredibile.
è stata comprata subito da un miliardario, perché chiaramente è americano, californiano, che se l'è fatta spedire via aerea, questo è naturale, e la macchina è arrivata a New York. Quando è stata scaricata, questo signore, che adesso devo essere sincera, non mi ricordo come si chiama, devo andare a controllare, ha deciso non di farla imbarcare su un altro aereo per portarla a Los Angeles. No, ha detto no, io me la porto a casa via strada. Quindi era lui, la moglie e il bambino di 3 mesi, sono saliti in macchina e si sono fatti tutti gli Stati Uniti fino ad arrivare a Los Angeles con la macchina che non gli ha dato nessun problema. Beh, era un Alfa Romeo, è un Alfa Romeo, anche allora le facevano bene, molto bene. Straordinario. Signora Giovanna, c'è qui la nostra ascoltatrice Luciana Savona, che è proprio affezionata ai suoi racconti. Scrive su Facebook. Salutiamo la signora Savona. Dice buongiorno ragazzi, un saluto particolare alla signora Giovanna. No, ma soprattutto un saluto particolare anche alla signora che si è così appassionata ai miei racconti, alle mie verità, perché è così. Non è che cerco di indorare le pillole, no, è proprio la verità. Quindi, ecco, ma una delle 3 BAT ha rischiato, tra virgolette, di essere messa in produzione o sbaglio? No, assolutamente no. Erano degli studi aerodinamici e basta. Non è mai stato preso in considerazione di poterle mettere in produzione. Assolutamente no. A quel punto l'Alfa Romeo si è interessata, perché logicamente avendo visto quanto avevano avuto riscontro da parte del pubblico, ha deciso di considerarle e di farle considerare come un progetto Alfa Romeo, ma in realtà l'Alfa Romeo sulle 3 BAT non ci ha mai messo le mani, le ha considerate sue, poi parlando logicamente con Bertone, dicendo va bene, allora applichiamo il marchio Alfa Romeo, in quanto va bene il telaio, il motore, tutto quanto è Alfa Romeo, e consideriamolo dell'Alfa Romeo. Però l'Alfa poi non ha mai fatto niente nemmeno per comprarle, perché modelli unici a quei livelli al giorno d'oggi varrebbero non ti dico quanto. Immagino. Io ho voglia. Poi dopo la BAT 7, l'anno successivo, Bertone ha chiesto a Babbo di fare la BAT 9. Dice, però cerca di renderla un pochino più come si può dire, morbida, più stradale, nel senso meno portata agli estremi. E infatti se guardate la BAT 9 è molto più non dico alleggerita, ma comunque molto più filante, più morbida. Filante, però senza quelle pinne così particolari. Tra le altre cose vi dirò il perché sono state tolte le pinne. Sì, perché quel signore americano che l'aveva comprata poi l'ha tenuta, mi pare, per una 15 d'anni e l'ha rivenduta a un suo carissimo amico che la voleva regalare alla figlia per il matrimonio. Però la figlia ha accettato il regalo, logicamente come si può accettare un regalo del genere, è ovvio. Però ha detto il problema è che quando io guido la BAT 7
ho delle grosse difficoltà nella retromarcia, perché tu mi insegni, Alessandro, che con le ali così chiuse la visibilità non c'è. La retromarcia era un po' difficoltosa. E allora il padre della sposa ha detto: vabbè, facciamo togliere le ali, le conserviamo e te usi la macchina normalmente. E quindi questa signora ha usato la macchina tranquilla, ne è sempre stata felicissima, tutto quanto, fin tanto che nel tempo ha detto: vabbè, adesso la mettiamo lì da una parte, e ha comprato un'altra macchina che adesso io non so quale, logicamente. A quel punto sono state rimesse le ali. Però c'è stato un momento un po' critico, perché se si va a guardare bene, non sono le stesse. Diciamo, non sono esattamente uguali, sono le sue, però non sono riuscite a rimontarle, no, non è il termine esatto, come si può dire, rifarle. Ecco, esatto, make-up, proprio come erano. Quindi se tu guardi la Bat 7 di coda, vedi che una delle ali non è proprio esatta a quell'altra, però è sempre bella. E ha anche corso, ha fatto anche delle corse. Sì. C'è anche un filmato, sì, credo. Esatto. E a quel tempo, quando correva, l'avevano dipinta di rosso. Sì. Che però, insomma, a me personalmente non piace, perché secondo me ogni macchina ha un colore che diventa la sua anima. La Bat 7, se tu la dipingi, la vernici, perdonami, di un colore diverso da quel cambia totalmente, azzurro argentato e cose, cambia completamente. Ora, per fortuna, sono tornate tutte e tre insieme. La Bat 9 per 28 anni è stata proprietà di Gary Caberlet, che l'ha comprata quando lui aveva 16 anni, te pensa. Incredibile. E l'ha rivenduta solo ed esclusivamente per riuscire a avere abbastanza soldi per poter curare la moglie, che era malata di cancro, e portarla nei migliori ospedali americani. Però purtroppo, diciamo, la Debbie Caberlet è riuscita a vivere 2 anni in più grazie alla Bat che 9. storia straordinaria, guarda, meriterebbe un'altra puntata, merita sempre delle Bat, per parlare delle altre, di quella che fu ritrovata, credo, in un fienile, in una fattoria, perché i destini poi negli anni prendono strade diverse, e mi farebbe piacere se Giovanna tornasse in trasmissione per concludere sabato prossimo. Noi saremo sempre onorati, e anticipiamo anche, se Giovanna è d'accordo, un altro studio estremo che ha aperto al decennio successivo, l'aerodinamica, ovvero intermeccanica, in cui le linee particolari hanno anticipato di 10-20 anni le linee delle automobili che sarebbero poi state progettate. Allora, io ringrazio entrambi, perché l'orologio purtroppo ci ha raggiunto e dobbiamo chiudere, ma vi aspetto allora sabato prossimo alla solita ora. Benissimo. Grazie. E se qualcuno dei vostri ascoltatori ha piacere a mettersi in contatto con me, dategli il mio numero, mi farebbe tanto piacere. Va bene, grazie. Se non chiedo troppo, per carità. No.
Ci ritroviamo tra 168 ore. Grazie a entrambi e buon Grazie proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti e un abbraccio a tutti gli alfisti. Grazie a voi di tutto cuore. Arrivederci, a presto. Arrivederci. A presto. Arrivederci. Avete ascoltato